Cari amici, bentrovati. Oggi per la rubrica Siciliano Doc parleremo di evoluzione della lingua siciliana, parleremo di lessico che scompare e parleremo di lessico che appare. Sigla. Le trasformazioni del siciliano, che è più adeguato chiamare evoluzioni, sono tipiche delle lingue vive. Ricevere e cedere dati in una situazione di bilinguismo è inevitabile. Abituarsi, adattarsi, adeguarsi, rappresentano l'evoluzione della lingua a contatto con un'altra. La cosa sulla quale puntare l'attenzione è quella di non disperdere i termini in disuso. Salvarli dall'oblio è un obbligo del linguista, dello studioso, del vocabolarista, del poeta. Fino a circa 30 anni fa in famiglia utilizzavamo molto il termine ciuberi e il termine mappina, ma con l'avvento del monouso e di un sempre crescente e costante contatto con l'italiano, a ciuberi si preferì tuvaglia tavola e a mappina tuvagliolo. È il caso di citare anche buccetta, sostituito dal più moderno furchetta, e muccaturi, che oggi si rende con fazzoletto. Ma ce ne sono ancora degli altri pressoché tramontati, come aciditto, che si rende con rubinetto. Molto utilizzato era invece cicara, che rimane tazzina anche nel dialetto, e buffetta, ossia tavolino, che si esprime con tavolino. La culunnetta oggi è comodino e asciagu è terrazzo. In tutte le epoche, quindi, il processo evolutivo del siciliano a contatto con l'italiano, lingua sorella, è stato inarrestabile. È evidente che parole e cose hanno un rapporto intimo e che il destino delle parole dipende essenzialmente dal destino delle cose. Se le cose, intese non solo come oggetti materiali, mutano, è ovvio anche che le parole si trasformano. Se le cose scompaiono, muoiono le parole. Il carretto, ad esempio, mezzo di lavoro che rimane nella memoria dei più anziani, è scomparso perché sostituito dalle macchine e con esso pure il mestiere del carrettiere. E tutto quello che gravitava attorno a tale figura, come i canti popolari che accompagnavano i carrettieri nei loro tragitti. Quindi scompare il lessico. La stessa cosa dicasi della mattanza, folcloristica quanto cruenta pesca del tonno, ormai del tutto scomparsa, e con essa i mestieri legati al rito, tunnaroti, capurais, sciurma di terra, sciurmaglia, calafatari, muciara. Il lessico, nonché i canti propiziatori e le cialome che venivano eseguite prima di iniziare la sacra pesca. E non parliamo di tutti quei mestieri che gravitavano attorno alla vita contadina, alle masserie in particolare, dove viddani, camperi e burgisi erano gerarchicamente i mestieri della vita rurale, e tutte le figure professionali che riguardavano la mietitura, l'umitituri, lu spagliaturi, lu cirnituri, lu cuglituri, lu spicaloru. Oggi sono le macchine a compiere gran parte del lavoro dei campi e molte figure sono definitivamente scomparse, come alcuni mestieri della vita quotidiana. L'allicca cantari, addetto allo svuotamento dei cantari, vasi per i bisogni corporali, o l'ulampionaru, addetto all'accensione dei lampioni all'imbrunire. Quindi una cultura popolare che cambia pelle, muta, dove l'elemento innovante contribuisce non poco a questo processo di trasfigurazione. Anche a livello linguistico, dunque, vi è un certo mutamento del lessico, dove parole nuove in relazione a nuove cose entrano a far parte del sistema, mentre altre cominciano una pur lenta fase di declino.